Ceramica Dolomite, 80 lavoratori in bilico, parti ancora distanti. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, notizia che troviamo sul quotidiano Il Gazzettino di Belluno. Freddo glaciale all'unità di crisi della regione del Veneto, la proprietà Ceramica Dolomite e le organizzazioni sindacali hanno dimostrato ieri pomeriggio al tavolo istituzionale per discutere del piano industriale di rilancio dello stabilimento di Trichiana, posizioni distanti anni luce l'una dall'altra, un incontro molto teso in cui i tecnici della regione hanno cercato di tessere fili e di stendere gli animi con l'auspicio che il prossimo incontro fissato per il 9 dicembre possa essere più tranquillo e si possa quindi iniziare ad entrare nel merito del piano e cercare di costruire un percorso condiviso che porti al rilancio e quindi alla salvezza dell'azienda di Borgo Valbelluna. La crisi, la bomba esplosa qualche settimana fa quando è arrivato l'annuncio della proprietà che lo stabilimento di Trichiana di Borgo Valbelluna versa in uno stato economico di grossa difficoltà. Per questo il Consiglio di amministrazione ha predisposto un piano industriale che mira a rilanciare il marchio Ceramica Dolomite con la produzione di alta gamma, ma anche riducendo i costi. In questo senso, oltre allo spegnimento di un forno in modo che gli altri lavorino a pieno regime, vi è anche la volontà di ridurre il personale di 80 unità. Una doccia fredda per le maestranze che insieme alle organizzazioni sindacali si sono subito attivate organizzando scioperi oltre che un presidio davanti ai cancelli. L'obiettivo è stato trasmettere alla proprietà la volontà di collaborare per risollevare le sorti dell'azienda, ma a rimetterci non possono e non devono essere i lavoratori. Una manifestazione che non è stata però valutata positivamente dalla proprietà, tutt'altro, e l'effetto sortito è stato quello di irrigidire i soci. Nel frattempo il Ministero ha nominato Maurizio Castro quale advisor, il professionista chiamato a risollevare le sorti dell'azienda. Ieri all'unità di crisi della Regione del Veneto era in calendario un confronto fra le parti, erano presenti la direzione lavoro regionale, l'azienda con i suoi consulenti, Confindustria Belluno Dolomiti e le organizzazioni sindacali Finctemp CGL, Femcat Cisle, Wiltec Will con i rappresentanti dei lavoratori. Si è trattato di un incontro metodologico del quale l'azienda, organizzazioni sindacali ed enti hanno condiviso insieme come costruire un possibile percorso di consenso intorno al piano industriale che il Consiglio di amministrazione della società ha approvato lo scorso 27 novembre. Dopo le turbolenze dei giorni scorsi, afferma l'assessore regionale al lavoro Valeria Mantovan, si è riaperta una fase di confronto tra Ceramica Dolomite e le parti sindacali. In seguito all'approvazione del piano industriale da parte dell'Assemblea dei Soci abbiamo promosso questo incontro proprio per agevolare la risoluzione delle questioni che ancora restano aperte e che è necessario risolvere per un accordo sindacale sulle azioni e sugli strumenti a supporto della riorganizzazione. In azienda da 40 anni, riconoscimento di Luxottica ai 71 dipendenti fedelissimi. Altra notizia che in questo caso interessa Luxottica, notizia che ci porta ad Agordo e che troverete sempre a pagina 9 del Gazzettino di Belluno. Ma passiamo alla prima pagina del quotidiano bellunese e vediamo tutti i richiami delle notizie che troverete in questa edizione. Sanità olimpica, 1000 operatori in più, importante potenziamento in vista dei giochi invernali con una task force di medici e infermieri in arrivo da mezzo Veneto. Il piano sarà operativo per tutta la stagione fredda in tutta la provincia, soccorsi in pista, raddoppiati anche gli elicotteri. Inverno potenziato per le Olimpiadi, certo, con 1000 operatori sanitari selezionati in tutto il Veneto pronti a intervenire nei campi di gara, ma potenziato anche prima e dopo i 5 cerchi con il programma Dolomiti Sicure d'inverno, che scatta da venerdì, quando sarà operativo il secondo elicottero del SUEM. Aumentano anche i giorni con Falco 2 a disposizione che passano da 1 a 3 mesi e mezzo in questo inverno, con volo fino alle 20 e visore notturno durante le ore di buio. Previsti inoltre i soccorsi sulle piste con lo spiegamento di forze che vede in campo anche l'unità cinofile del CNSAS, e poi le Olimpiadi lasceranno un'eredità che riguarda mezzi aggiuntivi acquistati per l'evento: 5 quad, un pick-up di soccorso e ben 7 nuove ambulanze. Per quanto riguarda la Task Force Olimpica, nelle giornate clou saranno in campo 2 equip di elisoccorso, 20 medici del pronto soccorso e del PPI, 40 infermieri OSSE autisti, 40 persone del soccorso piste interforze. E ancora 45 ambulanze con i volontari delle Croci, squadra a terra di soccorso alpino e guardia di finanza. Saranno in pista anche le unità cinofile. Ieri a rappresentare la categoria con le loro guide c'erano Zen, un border collie che sul Giao trovò un uomo sepolto sotto la slavina, e Storm, un cucciolo di pastore belga ancora in addestramento. L'approfondimento di Daniela De Donà a pagina 3 di questa edizione del Gazzettino di Belluno.
Fatto di cronaca, fucile col silenziatore a caccia di notte, vigile urbano nei guai, con sé aveva delle pallottole modificate, denuncia penale, rischia il posto di lavoro. Girava per i boschi della Valle di Seren fuori orario e imbracciando un fucile dotato di silenziatore. Un cacciatore che di professione fa il vigile urbano in un comune del Feltrino è stato fermato dalla polizia provinciale. In caso di condanna rischia anche il posto di lavoro, in quanto potrebbero venir meno i requisiti di onorabilità necessari per ricoprire un impiego pubblico. I fatti risalgono al fine settimana scorso, quando l'uomo residente a Seren è uscito di casa per andare a caccia. L'approfondimento a pagina 9. A pagina 4 l'anniversario, Altavia numero 1, mostre ed eventi per i primi 60 anni. L'Altavia numero 1 delle Dolomiti celebra i suoi primi 60 anni e la sezione CAI di Belluno ha in calendario un programma di iniziative per tutto il 2026. La foto di copertina del Gazzettino di Belluno è la seguente, anche per chi si sta guardando da Facebook o YouTube. Il quadro temperature ottimali, comprensorio pronto. Neve e freddo, lo sci può partire a razzo. Nel weekend sulla montagna bellunese si torna a sciare. L'approfondimento di Ciprian a pagina 12. Eccellenze del Nord-Est, la forza del modello Belluno nel vortice dell'incertezza dentro la morsa dei dazi, alle prese con l'export su cui pesano le guerre in corso, a cazza di personale, eppure al di là delle oggettive difficoltà, a cominciare dalle tensioni commerciali, con lo sguardo avanti decise a trovare le contromisure. Sono le piccole, medie e grandi aziende bellunesi che ieri sera sono state messe sotto la lente in occasione della tappa di Belluno di Eccellenze del Nord-Est, evento organizzato dall'Ordine dei Commercialisti e condotto dal direttore del Gazzettino Roberto Papetti. Emerge che il modello Belluno resiste, ma le imprese pagano soprattutto la mancanza di personale. L'approfondimento di Daniela De Donà a pagina 2. Ed ecco il richiamo che ha dato spazio alla notizia che abbiamo letto in primo piano per quanto riguarda l'edizione di oggi di Edicola Belluno, manifattura alle corde, ceramica dolomite, tensioni in regioni, oggi il faccia a faccia per la crisi Hydro. Longarone, fiera del gelato, l'onda giapponese invade i padiglioni, è calato il sipario sulla mostra internazionale del gelato di Longarone. Il bilancio dice che il gelato artigianale non è solo un prodotto ma un linguaggio capace di parlare a popoli diversi, di innovare e di raccontare storie di gusto che diventano ponti tra culture e genti lontane, come quella giapponese, che infatti ha popolato i padiglioni con l'arrivo di numerosi operatori. L'approfondimento dell'Essa Dallò a pagina 11. Sedico, vandalismi in chiesa, in fiamme un mobiletto, donna entra nella chiesa di Sedico per pregare e si trova davanti fiamme e volute di fumo che si levavano dal mobiletto sul quale vengono sistemati i libretti per le celebrazioni. Qualcuno aveva infatti appiccato il fuoco. Il parroco teme che sia stata la ritorsione di un ladruncolo dopo che si sono stati tolti i soldi dalle cassettine delle offerte e ha già sporto denuncia. L'approfondimento di Longhi a pagina 11. Feltre, 4.000 soci iscritti, CAI è record nazionale, la sezione del CAI di Feltre è pronta a superare nuovi record, si sono aperti da poco i giorni i tesseramenti per l'anno 2026, l'obiettivo è ripetere il successo dell'anno in corso con il superamento dei 4.000 soci iscritti, quota che porta la sezione feltrina del club ad essere fra le più popolate d'Italia e addirittura la prima del paese fra quelle di città non capoluogo. L'approfondimento di Mammani a pagina 6. Calcio Serie C, Dolomiti Bellunesi, stasera in recupero con l'Inter Under 23, cliente difficile. L'approfondimento di Lazzarena, pagina 13. Ancora sport, 2 richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Biathlon, Coppa del Mondo, Lisa Vitozzi giù dal podio ma nella top 10. L'articolo di Tavosanis lo troverete a pagina 14. Lazzarini invece firma questo articolo che troverete a pagina 13. Volley a 3, il KO di Cagliari lascia il segno, per Marzola scatta l'esonero. Il coach dei rinoceronti paga l'inattesa sconfitta in Sardegna e viene sollevato dall'incarico. La società c'è subito bisogno di una svolta. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia in primo piano è quella che abbiamo letto anche che era presente sul Gazzettino di Belluno: crisi ceramica Dolomite, esuberi più contenuti. L'obiettivo è evitare lo stop della produzione allo stabilimento di Borgo Valbelluna, a giorni un nuovo vertice tra le parti. L'articolo è a firma di Francesco Dalmase, lo troverete a pagina 25. Feltre, il caso Hydro in Parlamento, no alla chiusura, crisi Hydro, il caso approda in Parlamento con un'interrogazione dei 5 Stelle al ministro Urso. Oggi l'incontro tra sindacati e rappresentanti della proprietà. L'articolo a pagina 22.
Intervista a Fugatti, presidente leghista della provincia di Trento, il nord ritorni centrale, a 31 Valdastico c'è l'intesa. L'articolo di Moser a pagina 5. Politica, la Lombardia spinge Zaia, Lega del Nord la guidi lui. L'idea di affidare a Luca Zaia la delega leghista alle regioni del nord sarà al centro del prossimo direttivo lombardo. L'articolo di Berlinghieri a pagina 4. E ancora dal Veneto, l'inchiesta, il modello Veneto segna il passo, ripensiamolo tutti insieme. Cullati dal rassicurante pensiero di viaggiare sulla locomotiva d'Italia, i veneti non si sono accorti dei maglev in sorpasso. L'articolo di Tomè a pagina 2 e a pagina 3. Dietro l'addio al gruppo Essilux, il futuro high-tech di Rocco Basilico. Dopo l'addio al gruppo si apre un nuovo capitolo per Rocco Basilico, un futuro high-tech. 35 anni è stato lui l'architetto della rivoluzione dei Ray-Ban Meta in Essilor-Luxottica, ma ora ha deciso di ripartire altrove. Una scelta meditata da tempo, serena, assicurano, ma fatta nel peggior momento possibile, forse accelerato dalle parole del fratello Leonardo Maria in assemblea della holding di famiglia. L'approfondimento di Paolini a pagina 13. Rodaggio per la squadra sanitaria dell'USL numero 1 in vista dei giochi. La foto di copertina è dedicata alla Coppa del Mondo sulla Monti, soccorsi 92 atleti in un mese. L'articolo di Marcella Corrà a pagina 17. E il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 66 giorni alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Nelle cronache, Pana Rossa Lamone, esplosivi per la galleria, sismografi in azione. Le esplosioni per la galleria Pala Rossa e i timori degli abitanti di Gorna per i possibili danni alle loro case. L'impresa cerca di rassicurarli dicendo che i valori registrati dai loro sismografi sono ampiamente nella norma. L'articolo di Milano a pagina 23. Rocca Pietore, riapertura natalizia per i Serei di Sottoguda. Dopo il successo dell'apertura estiva dei Serei di Sottoguda con 70.000 visite in soli 4 mesi, ora è la volta dell'apertura straordinaria per fine anno. Si partirà a Natale e si andrà avanti per alcune settimane. L'articolo a pagina 27. Fatto di cronaca giudiziaria, tragedia in Alemagna, la figlia morì nell'incidente, la madre patteggia 2 anni. Madre di famiglia patteggia per l'omicidio stradale della figlia che viaggiava con lei. Mavis Saffo Occhiere ha deciso di non cominciare nemmeno il processo sull'incidente sull'Alemagna che è costato la vita alla sua bambina. L'articolo di Sosso lo troverete a pagina 21. Fatti di carattere internazionali, concludiamo questa edizione di Edicola Belluno. Sospetta frode, fermati Mogherini e Sannino, l'ex ministro e l'ambasciatore al centro dell'indagine UE sui corsi dei diplomatici. L'approfondimento di Brini lo troverete da pagina 6 a pagina 7. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.